Dai, cambiamo zona, qua non ci sta nessuno. Un'avventura, c'è la giorita che era un'avventura. Belluni rossi, sono rossi come il fuoco. Oh, Missi Frisco, vero Missi, oh, Missi Ma che, oggi le banche sono chiuse? forse hanno fatto show. Non è giusto però. Se continuano a fare sciopero, noi quando lavoriamo, C'hai ragione. Vigoli, state a corto. Attenzione polizia, che attorno a Cecchina. Pure. Non c'è stato pensiero per me, meglio così. Signore, questi 5.500 lire, ti sei Vi farò spedire la merce al più presto. Se ne va come il pane. Non vorrà che entri la concorrenza. E che so pazzo, spedirò subito, vi manderò una ricevuta. D'accordo, arrivederci. Arrivederci. Qui, fermo! Al ladro, fermatelo! Le unità operative nella zona del porto. Segnalato scippo mercato resina Ercolano. 2 giovani non identificati su moto giapponese di media cilindrata. Bloccare accesso autostrada. La centrale a Palco 5 di entrare in sede. Attenzione, rissa a San Vincenzo Sanità. Palco 5 e 6, dirigersi su zona porto. Fermi voi due! Fermo! Fermo, sparo! Ma che vuole? Cammina, tirati su. Non spara, non spara. Ma chi è? Vieni avanti. Rilassato, non ha fatto niente. Sì, innocentino, poverello. Cammina. Ma chi stai pazzo? Dai, zitto stai. Mettiti giù. Ma chi si... Giratevi adesso. Giratevi. Forza. Oh, ma io non c'entro niente. Forza. Ah, non c'entri niente, eh? E questo borsello di chi è? che ne Mio? sai, sì. Non sai, eh? Ora ti faccio vedere io se non lo sai. Forza. Ma che volete voi? Non... Vieni qui. Stai fermo. Ma chi è questo? Ecco qui. Che male. Che male. Te l'avevo detto di buttarlo via. Tu piuttosto che ti sei fatto acchiappare come uno fesso. Saprei che è colpa mia.
Falco 1 a centrale. Li ho presi, mandate un'ambulanza. Allora andò. Mi serve una 13. Tengo la schedina, ma è da riempire. La schedina, a capa è da riempire. La chiave 13. Ah, ecco la chiave. Quella piccirilla, che ci faccio con questo? Lo dicevo io, la piccirella, che bello, sì. Che hanno fatto? La macchina a vapore. Un altro aumento della benzina e ci attaccheranno i cavalli. Tu pensa a controllare l'olio e vedi di non combinare guai. Buongiorno. Desidera? Salve. È lei Salvatore Fontana? In persona? Ho bisogno del suo aiuto. Se posso, volentieri. Vediamo subito. Aquila 3, portarsi in zona Belvedere. Va bene, Delta 5, ricevuto. Procedere come stabilito. Mi chiamo Saliani. Sono il nuovo commissario della zona. Mi ha parlato di lei il mio vice, Marino. Dice che lei è un meccanico eccezionale. Troppo buono. Ma diamo un'occhiata al motore. Ma io spero che ci sia rimasto qualche cosa. Ultimamente l'ho trattato un po' male. Sì. Non è che io mi intenda molto di motori. Pensa che si possa aggiustare? Me ne posso interessare volentieri. Certo che gli ha dato una bella tirata. Solo che ora me ne devo andare. Tengo un appuntamento a cui non posso mancare. Ci vediamo più tardi. Nel pomeriggio. Va bene. Papà. Ciao papà. L'hai comprata? No, la sto provando, è un cliente. Salta su, ci andiamo a fare un giretto, ya. Lungo però, eh? Come minimo tutta l'Italia. Gennari, non si può suonare, scusi tanto. Ma che figura mi fai fare, eh? Ci vogliamo far notare, eh? Mannaggia. Correre in auto ti piace, eh? Tanto. Continuiamo? Sì, E ti pareva che dicevi di no. E allora ci facciamo tutto il Belvedere. fino al porto. Ma ci vuole un sacco di tempo. Dai papà, così la provi bene. D'accordo. Ora scendiamo giù di lì un'altra volta e facciamo tutto il lungomare, eh? Va bene, belle papà, eh? Grazie papà. Carina questa macchinetta. Sai, se non mi piacesse tanto studiare, farei il meccanico come te. Se ti piacciono tanto, le costruirai. Sì, papà. Ma quello che dite voi ci vogliono un sacco di soldi. Assuntina mia, sai che ti dico? No. Gli anni passano veloci. E se vuoi vedere qualche cosa del mondo, lo devi fare adesso, che hai ancora occhi e denti buoni. È una parola. Scusate, ho grattato un po' i formaggi. E perché Ho no? due bocche affamate come Salvatore e Gennarino. Io non tengo tempo di dire nemmeno amen. Voi sapete quanti problemi creano, specie creature. Per mia sfortuna no. Io non ho di questi problemi perché figli non ne tengo. Mio marito, per carità, quando mai? Se poi lui vuole mangiare qualche specialità elaborata, se ne va in un bel ristorante. A Napoli ce ne sono tanti. Sassetto paga e mangia. Ah, no. A me mi piace che i miei uomini mangino quello che gli preparo io. I miei uomini, come dici bene, i miei uomini. Certo che tuo marito Salvatore è un grande lavoratore e merita tutta la tua attenzione. E poi fate quello figlio, hai Che fatto, dici? Gennarina. Che avesse fatto per avere un figlio come Achille? Che avesse fatto è sempre colpa di mio marito, sempre lui. Ma sua. Romani, che le state già a casa? Non faccio scappare. Oh, Gennari, bella da comare so, io vieni qua. Abbiamo fatto il giro di Napoli. Oh, bello. Voglio la cartella, Quasi guaglione. tutto il gol. Buongiorno, comare Carella. Restate a mangiare con noi. Con molto piacere, ma non posso, don Salvatore, non posso. Tengo mio marito a casa. Ah, non sta bene. Non sta bene? Mio marito? E che se non l'ammazzano non muore. Ci sotterra tutti, Vuoi tiene una dire? salute fiera.
Ho già fatto uno sciopero privato, personale, sì. Ma è uscito pazzo, lo sciopero Certo, privato. si è fatto sindacato a casa. Sindacato a casa. Lavora in proprio, si Ma autogestisce. schifo. Ciao Assunti, vuoi Oh, permettere? prego, sedete pure. Ma veramente non vi volete fermare? Eh no, me ne devo andare. L'odore è buono, eh? Pomodoro fresco e basilico. Sì. Si sente. E menaggiai, perché se quello è mio marito non mi vede rientrare Va a a casa. finire che lo sciopero di Totonno diventa Oh, generale. avete detto bene, buon appetito. Buon appetito, arrivederci. Ciao, Ciao. cara, arrivederci, Buon appetito. Che simpatica sta comare. Senti, papà, oggi a scuola ci hanno detto il giorno esatto degli esami, E quando è sto giorno? il 15 giugno. Mamma mia, con quel caldo. Che importa, mamma? Sei preparato, Gennari? Beh, io sto studiando, penso di farcela. Sai cosa stavo pensando, Gennari? Cosa? Se sarai promosso, ti comprerò un orologio. Come il tuo? Meglio del mio. Te lo compro d'oro. D'oro? Ma Salvatore. E se lo merita? Non ho capito che se merita, però Salvatore potrebbe pure pensare a ripararmi la macchina. E secondo te io cosa ci starei a fare? È quello che mi domando anch'io. Per ripararti l'auto? Mi vuoi riparare l'auto? Allora tu mi vuoi rovinare? Ma che sei pazzo? Ma cosa vorresti dire? E che su? Se ci metto le mani io No, vedrai no, che no, succede. Gennari! Andiamo, Gennari! Si è fatto tardi. Ancora un po', papà. Aspetta. Qua, 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 qua. Gennari! Chiama papà! Va bene. Ma non ti basta mai. Gennari! Mi sembrava. Con tutto il lavoro che ha, ci potrebbe anche mandare un altro. Tu non hai figli e certe cose non ne puoi capire. Quello è il padre. Se quello è il padre, l'altro è il figlio. Ehi, ora ci mettiamo pure lo spirito. Fammi piacere, va. Va bene, non t'arrabbiare. Dicevo così per dire, dato che non lo trovo mai, mi pare una cosa esagerata. Ma quel bambino lo merita. Già. Forse Salvatore esagera, ma Gennarino è un bravo guaglione. Sì, Ecco Mamma mia. il difetto. Oddio, mi ha pigliato una paralisi. Antonio, la tua collera! A chi vuoi ammazzare? Michele, abbi pazienza, metti in moto. Sì. Io l'avevo capito subito che il guasto era lì. Coppa non scioglie a pizze, stamattina con 2 pezzi c'eri tu. M'hai chiesto con dolcezza, me la aprite questa cosa per favore. T'ho detto è una Ciao, Amelia. questo è un gioco da ragazzi. Ciao, Gennarino. Scusami, non ti avevo veduto. E di che ti devi scusare? Non hai scuola oggi pomeriggio? No, c'è uno sciopero. Beata a te. Tu hai finito i compiti? Sì. Dopo te li sento. Gennarino? Ui, Amelia, buongiorno. Ho fatto il caffè, ne vuoi una tazzina? Non vorrei disturbare. Sì, ma che disturbo è disturbo, vieni, Vieni, Amelia. La mamma ha preparato una marmellata di fragole che è da leccarsi le dita. Ma quanto sei bella. Favolosa questa marmellata. Piace? E ce ne sta ancora, mangia. No, grazie, scoppierei. Gennarino, fammi vedere i compiti. Subito. Buongiorno, signora Adele. Ah, donna De, accomodatevi, vi preparo una tazza di caffè. Grazie, l'ho appena preso. Anche se non abbiamo una marmellata fatta in casa. Ma mamma, senti. Ti avevo chiesto se potevi scendere per me. Sì, scusa, vado subito. Grazie, grazie. Grazie anche a voi, signora Assunta, per l'invito. Non c'è di che. La nostra casa è sempre aperta per gli amici. Ho gradito molto il vostro caffè, grazie. Arrivederci. Ciao Gennarino, ci vediamo più tardi. Ciao, a più tardi. Non sono amicizie buone, non mi piace che frequenti certa gente. Gennarino è un caro ragazzo, gli sono affezionata, mi piace il suo amore per lo studio. E non gli servirà a niente, sono d'un'altra razza. Ma mamma, ma come puoi ancora parlare così? Non hai mai fatto niente per capire. Sì, e che c'è da capire? Niente, mamma, niente. Non gli ho fatto quasi niente. Come niente? Sembra un'altra macchina. Non l'ho mai sentita andare così.
Però l'avevate trascurata assai. Trascurata? Ci ho fatto più di 100.000 chilometri senza fargli niente. L'auto è come una bella donna. Non vuole essere trascurata. Ma che cosa si deve fare per farla andare sempre così? Mi dica. Bisogna pensarci in tempo. E non ursi all'ultimo momento, d'accordo, commissario? Beh, cercherò di non dimenticarlo. Non ci fate inseguimenti, non è una Ferrari Certo, questa. ma se capita. Ora il mio indirizzo lo conoscete. Accidenti però, abbiamo fatto quasi l'una. Sentite Vincenzo, volevo chiedervi... Perché non mi accompagni a prendere Gennarino? 12 più 6. Togli quel libro, Marino. Marino! 12 più 6 meno 15 uguale... Allora, sbrigati, non è difficile. Bravo, vai a posto. Calma, bambini, in silenzio. Piano, piano. Ciao, papà. Ciao, papà. Bello di papà. La stai provando? No, niente giri oggi. È di quel signore, un amico. Ciao, Ciao, io mi chiamo Vincenzo. io Gennarino. Si chiama Vincenzo. Cosa c'è? Non ti piace? Che dite mai? Avete lo stesso nome del santo della mia festa. Gennarino compie gli anni il giorno della festa di San Vincenzo, una festa importante per noi. Quel giorno ci riuniamo tutti a pranzo. Ci venga anche lei. Non vorrei disturbare. Ma quale disturbo? Siamo amici, no? Va bene, Gennarino. Ciao, Amelia. È molto che stai Ciao, aspettando? Angelo. Non ti preoccupare, sono appena scesa. Senti, sei proprio decisa ad andare Hai alla qualcos'altro lezione? da proporre? Con un tempo simile si poteva fare una passeggiata. Non vorrei mancare, Angelo, mi dispiace. Come vuoi. Salta su. Però vai piano, non ti vendicare. Andrò pianissimo. Tieni stretto. Ma sei asciutto pazzo? Mica so figlio a te. C'è sentito. Oh, ma guardate che sto mio sommo che rispetta che te, eh. Ma come? Io ci faccio una domanda con tutta la gentilezza, vero? E lui? Hai sentito? Hai sentito ma ha risposto? Ma tu non mi hai detto che sono Ah, pazzo. per forza, uno che ride da solo, eh? Allora, per essere a posto, basta solo piangere. Non te capisco, che Gennarino. Ma tu volessi pigliare per fessa a me? Chi? Io? Ci mancherebbe pure che un bambino pigliasse in giro uno più grande di lui. Ah? A lui voleva scherzare. Ma tu non avevi da studiare, Gennarino? Sì. E allora va bello, va. Certo, papà. Scusami, Antò. Ah, per carità, benedetto guaglione. Sì. Però senti una cosa, Salvatore. Quello che non ho capito buono è il fatto del pianto per ottenere il posto. Ma è chiaro. Basta che osservi quanto si piange per avere un posto. L'hai fatto pure tu. Io? Ti sei scudato? Io mi sono messo a piangere. Non me ne sono mai accorto.
hanno detto che hai segnato il più bel gol. Forse, ma il portiere era scarso. Farai giocatore da grande. Papà dice che hai provato per il Napoli. Ti piacerebbe se diventassi come Paolo Rossi? No, tu mi piaci così. Anche tu mi piaci. Ma queste cose hanno bisogno di tempo. Gennarino! Gennarino, vieni a papà, vieni. Che c'è, papà? C'è il presidente della squadra che ti vuole dare una cosa. Vieni, Gennarino, un ricordo per la partita che ci hai fatto vincere da parte di tutta la squadra. Bravo, figlio mio. Bravo, Gennari, facci vedere. Ma quando è bello, te ne pure un pallone. Prego. Non c'è solo di cioccolato. Mamma. Non mi piace questo. Se mangia, perché fa bene. Su, bravo. È buono questo Maviero, come fanno me. Veramente a me il gelato mi piace assai. Mangia. Vede, Vincenzo, una di queste medaglie di Gennarino mi ripagano di tutte le martellate che mi sono dato sulle dita. Beh, ti capisco. E poi è d'oro. Ma no, papà, è solo un'imitazione. È il significato che conta. Ah già, hai ragione, Gennarino. Ha mangiato bene, Vincenzo? È stata una bella giornata. Allora, auguri per il tuo futuro. Grazie, signor Vincenzo. Sa che ho deciso di studiare legge come lei? Ah, sì? E che novità è questa? Senza dirmi niente. Tu decidi così una cosa tanto importante. L'ho appena pensata. Ah, beh, se l'hai appena pensata, allora va bene. Ma dimmi un po', come l'hai fatta questa scelta? Beh, sai, papà, pensavo da tanto a questa soluzione. C'è un sacco di gente che ha bisogno di essere aiutata solo perché non ha avuto possibilità. E io penso che non sia giusto. Che ne dici, papà? Io che ho avuto la fortuna di studiare, voglio portare loro la conoscenza, che penso sia la vera libertà. D'accordo, figlio mio. D'accordo. Papà ti farà studiare. Ah, ma allora qua ci vuole un brindisi. Cameriero, champagne. Restate fermi! Dai, fila! Qui Saliani, dite pure, mi trovo in zona. Sembra si stiano dirigendo verso la zona industriale. Unità 2-8, convergere su strada tangenziale. Falco 1 è sul posto. Se vedete motorapinatori, attenzione Falco, sono armati. Cerchiamo inviare più mezzi possibile. Forse l'ho intercettato, passo. La polizia, fila! Dove sono le auto? Bloccate dal traffico. C'è la 7 in zona.
Com'è andata, Falco 1? Ho fuso di nuovo. E allora stoppa al volo il pallone, poi finta di colpo al terzino, e stringe al centro, una finta a destra, un'altra a sinistra e ti stampa un tiro Che brucia le mani al portiere. Ah, c'eravate pure voi. È stato un gol stupendo, come se ne vedono pochi. Che ti dicevo io, purtroppo se ne vedono pochi, però è stata una gran bella partita, e Gennarino ha segnato il gol della vittoria. Poteva farne di più. Come no? Beh, io me ne vado, sento. Ciao, Tata. Buongiorno. Buongiorno. Ciao. Allora, Antonio, c'erano molti danni questa volta. No, gli sportelli erano ancora sani, la gomma di scorta, cosa... Ma che fai, mi prende in giro? No, non mi permetterei mai. Salvatore poi adesso arriva e lui vi dirà. Certo che gli avete dato una bella bollita, Quello che mi dispiace è che è stato tutto inutile. Ciao Antonio. Buongiorno, come stai? Ciao Vincenzo. Ehi, Oh, come sta? Salvatore, ciao, Gennarino. Lo sa che oggi la maestra ci ha parlato delle indagini della polizia? Ah, sì? E che ha detto? Beh, impronte digitali, identikit, modum... Modus operandi. Sì, proprio quello. Modus operandi. Ma che significa? Che certi delinquenti agiscono sempre nella stessa maniera, nello stesso modo. Modus operandi. Ah, allora come Antonio, che quando si arrabbia ha il suo modus operandi. Ma io? Il tuo modus operandi, quando ti arrabbi storci sempre il naso. A me non mi si muove niente. Io ho preso 10, che bello! Io devo Guarda là. Fontana Gennarino. Vedi? Il numero 11 al centro. Italiano 10. Storia 10. Geografia 10. 10, 10 e 10. Sono stato promosso con tutti i 10. OB, tutto 10, Gennarino. E tu invece 3, 4 e 2, cretino. Ma io ho copiato sempre da lui. Mamma! Allora? Sono stato promosso. Ah, che gioia! Assunta, Gennarino è stato promosso a pieni voti, hai visto? Ciao Amelia, sono stato promosso. Bravo il mio ometto. Ciao mamma. Ciao, Ci bello. vediamo tra un po'. Non Non facci ti da parte. preoccupare. Ma Andiamo quanta su. fretta. Sembra come se dovessi fare qualcosa di importante. Ma papà, ti sei scordato. E di che mi dovrei ricordare? Ma tu mi pigli in giro. Io? Ma forse parli dell'orologio. Lo vedi che mi pigli in giro? Figure se ti prendo in giro. Onna Terè, Gennarino è stato promosso. Bravo Gennarino. Ma io non ti prendo in giro. Con tutti 10 è stato promosso, con tutti 10. Io l'ho sempre detto. Gennarino tiene una capa tanta. E dove stanno adesso? Ah, l'orologio. Sono andati a comprare l'orologio qui sopra. Come Salvatore gli aveva promesso. Ma perché non li raggiungete anche voi? No, Ah, beh. non è urgente. Comunque. Li vedrò più tardi, grazie. Arrivederci, Tutti 10, tutti 10. Che bella cosa. Che soddisfazione. La montatura è fatta a mano. Qui c'è uno zaffiro e 5 brillantini d'acqua purissima. E questo quanto costa? 750.000. Ne ho anche di altri tipi meno costosi, però. Quello lì è anche al quarzo. Bello è bello, ma è un po' caro. Ci devo pensare un momento. Grazie. A lei. Allora, L'aspetto. ci Quando vediamo vuole. presto. Grazie, Buongiorno. arrivederci. Buongiorno. Buongiorno, signor Fontana. In che cosa posso essere Voglio utile? comprare un orologio per Gennarino, che è stato promosso. Ah, che bella notizia. Automatico, Bravo Gennarino. papà. Non ti preoccupare, ora te lo scegli come ti piace. Automatico Ha subito. sentito, Martin? Sì, sì. L'ultimo tipo, mi raccomando, Ecco. Questi sono gli ultimi modelli arrivati. Ecco qua. Ci sarebbe questo tipo, ti piace? Questo è automatico. È molto robusto, un bel modello. Garantito, quadrante blu, cinturino d'acciaio. Ma papà, Beh, veramente gliel'ho promesso d'oro. E ogni promessa è debito. Mi sembra giusto. E allora guarda questo modello qua. Ha le stesse Bello. caratteristiche dell'altro, solo che è tutto d'oro. Cassa e bracciale. Ti piace? Vuoi questo? Lo vuoi?
Sì, sì, è bellissimo. E allora prendiamo questo. Vedrai che occhi farà tua madre quando lo vedrà. Oh, papà, grazie. Fermi! C'è una rapina, fermi! Presto, dammi la roba! Davanti, apri la cassa! Sbrigati! Dai! Davanti, apri! Gennari! Presto, scappa, scappa! Vai! Maledetto! Gennari! Fa male. Papà, l'ho visto, l'angelo, papà. Io... Gesù! No, Gennari! Gennari, rispondi, Gennari! Ma che succede? Che è successo? Hanno ammazzato un uguaglione! Che è successo? Una rapina all'oreficeria! Ah, dove? Dopo la salita mi ci sono guaglione! Oh, no. Gennari! Torna su di! Fermate! Lasci dove passa! Lasci dove passa! Mi scusi, signor commissario. Ma che commissario? Senti, Salvatore, mi dispiace farti tutte queste domande, ma non abbiamo fatto un passo avanti e tu solo puoi aiutarci. Te lo ripeto, guarda queste foto e dimmi se riconosci qualcuno. Non li ho veduti in faccia. Non ho veduto nulla. Nulla. Neanche qualche segno, magari i capelli. Guarda bene. Niente, no. Nemmeno questo. Guardalo meglio. È inutile. No. Sono quasi sicuro che era uno dei due. Io mi rendo conto dell'importanza, ma non ho veduto nulla. Su, guardalo ancora. Non ricordo. No. Pista! Che ci vuoi fare? Ma come che si voglio fare? Sono più di 2 mesi che per un motivo o per un altro non se ne viene a capo di niente. Sembrava una presa in giro. Ma io ogni giorno che passa perdo biglietti da 10.000. E ti me li dia a me tutti questi soldi, eh? E chi glieli dà? Il principale tuo. Se non si decide a ripararmi le macchine, accidenti. Abbiate un po' di pazienza. Mo Sì, glielo sì, dico, glielo pazienza. faccio fare. Ci ha fatto la ruggine dentro il montone, guarda qua, ora ci saranno andato a cambiare più pezzi di prima. Mannaggia, ma stammi per da sentire. Senz'altro.
Questa è l'ultima volta che aspetto. Poi provvederò diversamente. È giusto? Giustissimo. Ecco, vedi come pensa che è giusto? Io non comprendo, mamma. Parli sempre di carità cristiana. Poi al momento opportuno è tutta un'altra musica. E chi stabilisce quando è il momento opportuno? Fai presto a parlare tu. Ma alla scodella di minestra davanti al tuo posto, però, ci ho sempre pensato io. Sono 3 mesi che non mi pagano l'affitto, 3 mesi, capisci? Né della casa né dell'officina, hai capito? Ma lo sai quale terribile momento quell'uomo abbia passato? Ah sì, certo, mi dispiace, ma perché non lavora più? Lui può disporre della sua vita, non di quella degli altri. Io con quei soldi ci campo. No, scusami, mamma, ma io non ci capisco più niente. Tiene ragione tua madre, a me. Perdonatemi, donna Adele, ma parlavate a voce alta e non ho potuto fare a meno di ascoltare. Parlavamo così fra di noi. Voi capite che nelle mie parole non c'è proprio nulla di personale. Io dico soltanto quello che mi salta agli occhi. Vi stimo troppo per farvi un simile torto. Ma non si può chiedere a un uomo che fino al giorno prima ha vissuto solo per uno scopo di dimenticarsene così, in un momento. Voi siete mamma, eppure non sapete quale e quanto amore Salvatore avesse per Gennarino. Lui a casa ci sta, ma non ci vive. Mi guarda, donna Adele, ma non mi vede. Salvatore è morto assieme a mio figlio. Ha già perso tutte e 2. E solo un miracolo mi può restituire mio marito. Aiutatemi! Assuntina. Salvatore? Salvatore? Oi. Ah, signor direttore. Come stai? Non c'è male, grazie. Ti vedo spesso qua, stai diventando un cliente abituale. Mi piace. Facciamo 2 passi. Volentieri. Ah, già che ci stai, voglio approfittare di te per risolvere un problema. Prego. Papà! 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 Gennarino! Gennarino! Bello è papà! Papà! Eccomi, Gennarino bello, figlio mio. Salvatore, ti senti poco bene? No, non è niente. Mi sembravi proprio assente. Ricordi, ma ora è passato. Che mi stavate dicendo del gruppo? Ah sì, certo, il gruppo. Il gruppo elettrogeno scalda un po' troppo. Dovresti dargli un'occhiata prima che fonda tutto quanto. Se voi volete, possiamo guardarlo subito. Perfetto, mi toglie un peso. È naturale, Possono molto essere cose volentieri, da certo. poco. Non si Ma sa è mai, meglio quelle sono dargli cose che... un'occhiata. Salvatore, ecco la chiave che mi avevi chiesto. Salvatore, stavolta è quella giusta, la chiave. Quale chiave? Ah, sì, certo, certo. Sento, stavo pensando, ti ricordi quella piccola Jeep che riparammo per conto dell'autosalone? Mi pare. Ah, come? Non mi ricordo. Ci debbono ancora pagare la riparazione. Ne vorrei comprare una uguale. Gennarino non me l'ha detto, ma gli è piaciuta assai. Tassi! Sono già usciti i bambini? I bambini, signor Fontana. Le classi estive chiudono prima. Se avete bisogno di qualcosa, posso interessarmene io. No, grazie. Avevo bisogno di un documento. Tornate domani, la segreteria è aperta dalle 8 alle 10. Grazie tanto. Tornerò domani. Senti, convinci tua madre a lasciarti venire, eh? È me che devi convincere. E tu? Quando ti lascerai convincere? A fare quello che pensi? Mai. Oh, guarda. Quello è Salvatore, il padre di Gennarino. Quello ucciso all'orologeria, te lo ricordi? Vieni, te lo presento. Un'altra volta. Ora vado di fretta. Ciao.
E poi? E poi? Ah, è tornato un ragioniere. Dice che ha bisogno della macchina. Sai, lui poveretto ci lavora, ne ha proprio bisogno. Che c'ha? È che sono io un meccanico. Oh, meccanico sei tu. E va buono, andiamo a vedere, va. Abbiamo forti sospetti su almeno uno di loro. E allora? Mi state prendendo in giro? Dica a voi. Oh, scusate, non volevo. Sarà colpa del caldo. Sì, il caldo. Sembrava che avesse visto un fantasma. Padrone! Uè, sentite un poco. C'è un'officina qua vicino. A 500 metri da quella parte. Tutta a me, mannaggia. Vabbè, grazie. Se lei vuole, posso aiutarla io. No, non c'è niente da fare, non c'è niente da fare. Metta in moto, per favore. In moto, è un'ora che ci provo qua io. Aspetti un momento. Sì. Rimetta in moto. Beh, ma voi siete un mago, Beh, insomma. Sì. Allora, cosa c'è? Cosa mi dici? Cosa dovrei dirle? Tutte queste foto tu le hai già vedute e non ti hanno ricordato niente. Ora, tutto a un tratto. Aveva detto di avere dei sospetti su questa gente. Quel Moro lo chiamano riccio, spende molto e non ha fonti di reddito. Sappiamo molte cose sul suo conto, ma non abbiamo prove. Allora, se fosse stato lui, se la caverebbe senza danno. Che cosa sai? Niente. Vorrei sapere. Questo è compito nostro. Sapere è mio diritto. È figlio mio quello. Senti, Salvatore, non peggiorare le cose. Non c'è più niente da salvare ormai, né nessuno. E a tua moglie non ci pensi? Se dovessi venire a sapere qualcosa, non fare di testa tua. Fammelo sapere, hai capito? Sì, come no. Ci vediamo. Ciao. Ci spacca. Ide spacca. E spunta. Spunta. Mannaggia, si è fregato. Ma non te la 100 prendere, lire. Riccio. Sono fatte per questo, no, ste cose? Ciao Salvatore, come stai? Bene, tu A come me mi piace. lo giocare. vedo. Prendi qualcosa? A patto che pago io, E però. mo vediamo. Vediamo. Ma Salvatore, mi fai provare qua? Non è possibile che si perda sempre. Ti pare? E come no? Facciamo una partita e poi ci beviamo qualcosa. Dimmi un po', Salvatore. Ma che per caso sei a spasso? Beh, veramente sì. Questa è una palla miracolata. Te ne intendi di moto? Sì, ma ho lavorato di più sulle macchine, perché? Hai lavorato di più sulle macchine.
E figuriamoci se sei bravo sulle moto come sulle macchine. Ho una mezza idea e te ne voglio parlare. Pasquato aperitivi. Hai visto qualche volta qua si vince, sì. Bravo, Si vince, sì. Salvatore, sono sicuro che mi porterai fortuna. E quando torna? Ve l'ho detto, non ne ho idea. Quello poi non parla più con nessuno. E poi sta quasi sempre fuori. Senti, Antonio, io sono preoccupato per lui. Vedi di sapere dove va. Avete domandato alla moglie? E perché domandarglielo? Per metterla in apprensione? No, poveretta, quella già non vive più. Dopotutto mi posso anche sbagliare. Salvatore. Ciao, Riccio. È mezzanotte passata. Dai, lascia perdere. C'hai ragione. A che punto sei con il motore? Devo solo rimontarlo e provarlo. E che dici, ce la fa a superare i 200? Ma che hai fatto? Una scommessa per caso? Già. C'è un cretino pieno di soldi. Dobbiamo solo dimostrare di essere più veloci di lui. Non dovresti avere difficoltà adesso. Salvatore, non ti devi preoccupare. Di soldi ce ne saranno anche per te. Devi solo fare un capolavoro, sei d'accordo, no? Tu pensa a vincere. Assunti, ti sei fatta freddare la cena. Non ti preoccupare, freddo mi piace di più. Ti ho fatto un minestrone. Buono. Ci hai messo pure il sedano. Ehi. Lo sai che il sedano non piace a Gennarino? Salvatore. Io te volevo dire buon pranzo. Grazie. E tu non mangi, Assunti? Sì. Allora. Ok, ecco fatto, la puoi provare. Favolosa, gli manca solo la parola. Addirittura. Proprio. Tre punti persi per Ciro. Dammela sì. 7, pallino 4, 11 punti per Rocco. Liscio, 2 punti persi per Ciro. 5 punti persi per Rocco. 5 buoni per Ciro. Bravo Ciro. Beh, allora, non volete fare nada? Dai, facciamo. Io scommetto 2 milioni su Ciro, Io ci punto 300.000, Carica. Dai, forza.
Vabbè, va, tirate sui virilli, su. Vediamo che facciamo, nate partita. Questo è buono. Appoggiato. Sveglia, nonnetto, sveglia. Un sacco di gente là dentro, eh. Chissà quanto c'è, Apri un po'. Tu fossi uscito pazzo, che vuoi vedere? Apri, che poi te lo racconto, su. Su. Sette punti, Guarda chi sette, bravo. 4 punti. Grazie. Mani in alto! Fermi tutti! È una rapina, state tutti giù. Buoni. Fermo tu! Mani in alto! Andiamo. Metti dentro. E dai, sbrigati. Anche tu, molla. Forza, dai, metti dentro. Metti dentro! State giù. Anche tu, forza! Dai! Qua e siete. Una bella vincita, oggi ho detto male a te e bene a me, eh? E senza rivincita. Dai qua. E tu che hai da perdere, Ti dispiace? Fermi a zitto. Forza! Metti dentro, dai! Avanti, molla. Dai, molla! Avanti, sbrigati! Dai. Dai qua, dentro. Fermi o sparo. Andiamo fuori. Dai, andiamo! Andò, dammi la 18. Ma che fai? La scegli appesa? Ma che dici? Che dici? È la 18 o no? Ci hai indovinato, stavolta c'hai indovinato. E non ti fidi mai. Che diavolo. Guardi chi c'è. Buongiorno, commissario. Salve, Antonio. Ciao, Salvatore. Disturbo? Ma che dite, commissario? Momento, Ecco qua. È un piacere vedervi. Anche per me. È un pezzo che non ci vediamo. Che novità ci sono? Niente, la solita routine. Posso offrirti un caffè? No, lo facciamo venire qua. No, preferisco fare 2 passi. Allora andiamo. Tu, vedi di non combinare guai, E poi devo chiederti un consiglio. Di che si tratta? 2 caffè per piacere. Vedi, in garage ne abbiamo diverse di quelle moto. L'ho provata e devo riconoscere che sono veramente eccezionali. Vero, Salvatore? Sì, certo. E così ho pensato di comprarmene una. Consumano anche di meno. So che ti intendi più di automobili. Però sei sempre un meccanico in gamba. Mi farebbe piacere avere un tuo consiglio. Che ne dici? Come ha detto lei, le moto non sono il mio forte. Comunque, per chi piace, sono ottime macchine. Ne sono convinto anch'io. Sai che l'altra notte hanno compiuto una rapina. Una rapina? E perché me lo dici? Forse sono gli stessi che hanno assaltato l'orefice. E cosa glielo fa credere? Il loro modus operandi. Mentre uno di loro effettua il colpo, l'altro aspetta fuori in motocicletta, la stessa tecnica. E nessuna pietà per la vita umana. Hanno ucciso anche questa volta. Freddamente. A proposito, abbiamo trovato le moto rubate.
Una era stata preparata da un maestro. Secondo gli accertamenti, ce ne sono pochi di meccanici così bravi. Come te con le auto. Poca cosa, commissario. Non essere modesto, su. Comunque, se deciderò di farmi una moto, chiederò il tuo consiglio. Sempre a vostra disposizione. Ciao. Ciao, Antonio. Arrivederci, commissario. Andò. Ti sei fissato? No. Gol! Bravo Gennarino! Bello. Bello, papà. Pagheranno, Gennarino. Pagheranno. Fosse l'ultima cosa che dovessi fare, Gennarino. Per meno di 1 milione non accetta. E Sadenes. Sadenes. Sai quante ne troviamo di meglio. Dammi un'orzata, per Te favore. lo dico io. Ciao, Riccio. Uè, Salvatore, ciao, ci vediamo. Ma che hai fatto? Sei sparito? Un lavoretto improvviso. Ti cercavo, sai. Quella scommessa l'ho poi vinta. Quale scommessa? Ma come quale scommessa? La corsa con la motocicletta, no? Ah, sì. E hai poi vinto? Ho vinto. Mi stanno ancora correndo dietro. Salvatore, hai delle mani d'oro. Tiè, questa è la parte tua. No, ma è già pagato. Ah, 4 soldi, tiè. Questi sono soldi, prendi. Salvatore, ho dei grossi progetti per noi. Peccato però che quella moto tu non ce l'hai più. E come sai che non ce l'ho più? Il giornale ha descritto abbastanza bene le moto ritrovate. Ma poi non sono affari miei. Io riparo solo motori. Vieni. Senti, Salvatore, prima non ti potevo parlare perché c'era troppa gente. Senti, io ti considero come un fratello. Voglio fidarmi di te. Io con i miei amici abbiamo deciso di smettere. Abbiamo studiato un colpo che ci dovrà mettere in condizioni di non preoccuparci più per un bel pezzo. Mi piacerebbe che tu ci preparassi le moto. È un punto importante, hai capito, Salvatore? Ci serve il tuo aiuto. Anche chi li aiuta è colpevole come loro. Non già morto. Ma chi è sto fenomeno? E te non già parlato, no? Lo stesso che mi ha preparato l'altra moto. È un povero diavolo che si accontenta delle briciole e tiene le mani d'oro. Me lo raggiro come voglio. Se lo dici tu. Poi lo vedremo. Ah, pensi che per adesso meno di noi vede e meglio è? Vabbè, fatti tuoi. Senti, per quando è il colpo? È un paio di settimane. Il tempo di preparare le moto è... Aspettiamo la fine del mese. Ci saranno i soldi delle paghe. Perfetto. Ti darò al corrente, ciao. Saluto. Bella, che ne dici, Salvatore? Ti piace? Ah, non ti preoccupare per le targhe, le sostituiremo il giorno stesso, Allora. Queste vanno benissimo. Sei d'accordo, Adesso scegli le 2 migliori e preparale. Fai tu qua sei il padrone, hai capito? Ci vediamo più tardi. Ci vediamo, Riccio, ciao. Ah, Salvatore, se ti serve qualcosa non hai che da chiedere, Vabbè.
Ma non potete andare avanti così. Ah, è pazzesco. Decidetevi una buona volta. Siete giovani. Avete tutta una vita davanti a voi. Potete avere un altro figlio, 2 figli, 10 figli. E uno più bello dell'altro. Non è finita ancora. Assunti. Assunti, ma che succede? Su, ma che t'ho detto? Ma che avete? È successo qualcosa tra te e Salvatore? Non succede più niente, niente. È come se attorno a Issa non esistesse più nessuno. C'è un'altra donna? No, ma che dite? E allora, anima mia, che succede? Non lo so, non so più che devo fare. Ma hai provato a parlarci, a sapere? Dimmi. Non risponde, come se non sentisse. E io tengo paura che qualche volta non mi torna a casa. Ma che idea. Azzittecolo, non farti. Buonasera, comare. Buonasera, Salvatore. È sempre un piacere vedervi. Grazie. Ciao, Assuntino. Beh, io ero venuta per dirvi che... vi volevo dire che ieri... Ho capito. Buonasera. 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 Ma che c'ha la comare? Sembrerebbe come se avesse visto il diavolo. No, e tu sai. È fatta così, va sempre in fretta. E tu? Io? Io che cosa? Ti ho fatto un grosso torto, Assuntino. Ma no, che dici? La morte di Gennarino è stata la mia morte. La nostra morte. Ho sentito solo il mio dolore. Sono stato un egoista. Amore. Perdonami, Assuntino. Amore mio. Sono stato un egoista, Assuntino. Eccoci qui. Andiamo, ciao. Venite. Attenzione qua, venite, venite. Salvatore. Salvatore, ci stanno qua alcuni amici che ti vogliono conoscere. Venite, questo è Salvatore, lui che l'altra volta mi ha preparato la scusatemi un attimo, torno subito. Che ci hai fatto? Poche cose. Ho lavorato sui pistoni e ho abbassato un poco la testata. E se posso dire? Metti in moto tu. L'ho già regolata, sta a posto. Disgraziato. Ma se mi ha detto che era disoccupato. Lo vedi che è in malafede? Lo conosco, ha un'officina tutta sua. Io non credo a una coincidenza. E mo che facciamo? I motori facciamoglieli preparare comunque. Sulla sua necessità non ci sono dubbi. Che gli hai detto del colpo? Tutto. Non ti preoccupare adesso. Io mi terrò alla larga. Chiariremo con lui quando non ci servirà più. D'accordo. Fa il piacere, guarda chi è. Signor commissario, buonasera. Buonasera, c'è Salvatore. E come no? Accomodate. Grazie. Disturbo? Ma no, ma che cosa dice? È un piacere. Come va? Si accomodi, prego. Grazie. Prego. Un caffè? Assuntina, Sì. prepara un bel caffè al commissario. No, no, non vi state No, ad per incomodare. carità. Io sono venuto soltanto per salutare. In cosa possa essere utile? Te lo dico subito. Dite. Ricordi queste moto? Ah, sì.
Vi siete deciso di comprarne una? No. Era un trucco. Che trucco? Volevo prendere le tue impronte. Le moto usate per la rapina erano state preparate troppo bene. Non da uno dei loro soliti meccanici. Era stato fatto un lavoro speciale e tu sei un meccanico speciale. Mettici le tue continue assenze da casa e dall'officina, il tuo interessamento per certi tipi schedati. Siete venuto a prendermi? No. Non hai capito. Vogliamo tutti e due la stessa cosa. Ma non con i tuoi metodi. E come? L'avete detto voi che senza prove non potete fare nulla. Bisogna avere fiducia negli amici, Salvatore. Io voglio darti un consiglio per quel che vale. Qualsiasi cosa tu stia facendo o tentando di fare da solo, lascia perdere finché sei in tempo. In questo genere di cose gli sbagli si pagano sempre e a caro prezzo. Lo terrò a mente. Starò attento a non sbagliare. Ecco il caffè. Come piace a voi, commissario. Ma che hai? Niente, perché? Mi sembri lontano 1000 miglia. Quando verrai da mia madre? Non vedi l'ora di incastrarmi, eh? Non ci dormo la notte. Ti credi così importante? Forse. Se non avessi fiducia in me stesso, non sarei quello che sono. Non mi piace quando parli così. Pazienza, non ho nessuna intenzione di cambiare, sai? E cosa dovrei fare io? Dillo, fai apposta. Perché no? Così mi mandi al diavolo e non pensi più a me. Quanto sei stupido. È questo che vuoi da me? Questo, altro, che ne so. Scegli tu quello che ti fa piacere, eh? Mi fai paura, Angelo. Io non voglio perdere tempo, sempre che me ne rimanga. Allora che fai? Niente. Addio. È stata una vera gioia. Addio. Uè, Salvador, ciao. Ehi, tu. Fermati un momento. Guardami bene. Allora? Mi riconosci? Sì. Certo. Ti ho già visto. Però non mi ricordo dove. Dicono che le fai cantare le motociclette, spero anche queste. Le ho provate anch'io. Sono una bomba. Bene, perché abbiamo deciso di anticipare il colpo. Lo faremo oggi, 5 minuti prima che chiudano. Così, se qualcuno ha pensato che si poteva fare qualche cosa di diverso, ora non lo può più. Sei d'accordo? Sono cose vostre, se sta bene a voi. Però non mi hai detto ancora dove ci siamo conosciuti. Ci tieni proprio tanto a saperlo, eh? Perché non dovrei? Tu sei il padre di Gennarino. Ho conosciuto tuo figlio con Amelia. Sì, certo. Mi ricordo. Gennarino mi ha parlato di te. Tu sei Angelo. Che ci fai qui? Ma allora sei tu. Sei tu l'angelo che Gennarino ha visto. Sei stato tu. Allora sei stato tu. Ma allora sei tu l'angelo. Sei tu l'angelo che Gennarino ha visto. Sei tu. Assassino! Assassino.
Allora, raccontaci. Che cosa ci stavi a fare qui, eh? Ti aspettavo. Ero sicuro che avrei incontrato l'assassino di mio figlio. E che farai adesso? Mi andrai a denunciare al tuo amico commissario, eh? No. Gennari, belle papà. Aiutami. Aiutami, Gennari. E ora? Tra 5 minuti chiudiamo e ti raggiungo in agenzia. Guarda che l'allenamento comincia alle 3. Non mancherò, ciao. D'accordo, ciao. Fermo tu! Fermo, sparo! Mani in alto! È una rapina! Tutti contro il muro, avanti! Sbrigatevi, su! Contro il muro, avanti! Dai! E cammina, muoviti! Buono tu, che non ti vengano cattive idee! Ehi tu! Riempi, presto! E sbrigati! Su, avanti!
No! Zitto! No, Zitta, ti pietà! sparo! Zitta! Sbrigati tu! Tengo i bambini, pietà! Adesso sposa! Tu! Riempi, presto! Fermi voi! E muoviti, balordo! Indietro! Dai, sbrigati! E tu che aspetti? Dai, metti qui! Riempi! E adesso indietro! Fermi! Contro il muro! Dai, andiamoci! E muoviti! Le moto sono di grossa cilindrata. Si dirigono verso la tangenziale sud. Sono armati, mitra e pistole. Tenersi in contatto radio. Una delle moto segnalate è entrata ora sull'autostrada. Bloccare tutte le uscite. Accidenti! Sta attento! Sparagli! Sparagli!
lasciarlo così, non posso. Perdonami, Gennari, non posso. E allora? Hai perso il tuo coraggio? Guardami, Salvatore Fontana. Sono ancora vivo, guardami. Guardami. Tu non sei nessuno, tu sei Nufessa! Mi dispiace, Salvatore, ma devi venire con me. Con piacere, commissario. Ma facciamo presto, che ho molto da recuperare. Ma vedete che non sai già niente, che volete a me, se c'è solo catena Gennarino, e tutto insieme non lo tengo più, che la visa mammarella soia, che sta pagella che ci porta a fare. Uno figlio teneva e me l'hanno uccisa. Caso state sempre un ignorante, avrei voluto che sto figlio mio avesse fatto un'oro padre suo, che manca firma sua, sapeva fare. Ma c'è privata può fa Salvatore è stato promosso Gennarino. Gennarino. Salvatore, vuoi parlare? Non mi fa mettere paura. Gennarino, dove sto? Gennarino. Vuoi parlare? E rispondi, ma figlio, ma dove sto? Assù, Gennarino è morto.